Edicola Friuli. Come vedete dallo splendido panorama siamo a Palmanova, città stellata, città fortezza, città UNESCO, insomma uno dei fiori all'occhiello della nostra regione. E oggi andremo appunto a conoscere un altro edicolante e con lui commenteremo qualche notizia pubblicata dal settimanale Il Friuli e naturalmente parleremo anche del mestiere di edicolante e di Palmanova. Questa settimana il Friuli dedica la copertina ai 40 anni dell'Università di Udine, una università a lungo desiderata e sognata che però, secondo quanto scrive Maria Ludovica Scinco e anche Hubert Londero, forse ha disatteso qualche aspettativa. In questo periodo non ha assolto la sua vera missione e ora ci può essere, anzi forse ci deve essere, un nuovo inizio. All'interno ben 4 pagine dedicate all'università con il focus e un excursus storico raccontato dallo storico Gianfranco Ellero, che ripercorre le tappe che hanno portato poi all'istituzione dell'Università di Udine. Un cantiere dell'Ateneo per ricostruire il Friuli. A 40 anni dalla sua fondazione l'Università Friulana infatti rilancia il proprio ruolo per lo sviluppo civile, sociale e culturale del nostro territorio. E poi si parla anche di fiumi, anzi del contratto di fiume, ovvero presto saranno 3 i corsi d'acqua regionali oggetto di questo nuovo modo di affrontare le problematiche legate alla sicurezza idraulica, al recupero e alla valorizzazione delle aste fluviali. Focus naturalmente su Palmanova, emergenza radon, anche qui saranno diverse le abitazioni che verranno monitorate, ma si parla col sindaco anche della situazione dei bastioni e della ristrutturazione di alcune delle bellezze storiche, patrimonio architettonico di questa città e anche del futuro in politica proprio del sindaco di Palmanova. E poi spettacoli, la commedia 2.0 viaggia on the road. Christian Canderan conquista la vittoria al Cardiff Film Festival parlando di temi forti con leggerezza e intelligenza e Valentina Viviani ce lo racconta. Questo e molto altro all'interno del settimanale in Friuli, questa settimana in allegato anche il business. E adesso andiamo a conoscere l'edicolante di oggi, Claudio Ganzin. Accanto a me il signor Claudio Ganzin che ci dice esattamente in che via, anzi borgo siamo. In borgo Udine 13. Numero civico giusto. Perfetto. Allora lei gestisce, ha ereditato diciamo dai genitori questa attività, l'edicola poi è stata rimodernata, quindi insomma nell'aspetto è cambiata nel tempo dal 2000 circa. E poi non è solo perché da qualche anno è affidato Filippo e dopo la collaboratrice che si Tania. Quindi siete che portate avanti questa attività. Non è solo un'edicola perché all'interno del punto vendita ci sono anche appunto tabacchino e cartoleria, quindi insomma offrite un'offerta a 360 gradi. Esatto. Come si lavora a Palmanova e che cosa significa essere un'edicola al centro di questa città che ha la peculiarità di essere una fortezza e quindi tutta racchiusa dentro? La fortuna è comunque di vivere in un bellissimo centro storico. Speriamo che adesso con il discorso dell'UNESCO venga conosciuta da più persone. Palmanova è stata conosciuta forse più dalle persone che negli anni scorsi hanno fatto il militare qua. Speriamo adesso in questo discorso dell'UNESCO che si valorizzi come merita. È una bella cittadina, si vive bene, per cui siamo estremamente contenti. Abbiamo ricordato prima anche mentre chiacchieravamo dietro le quinte il passato di Palmanova più recente, ovvero quello legato alle caserme, alla frequenza alla presenza dei militari. Come è cambiata quindi negli ultimi anni, da quando poi le caserme sono state chiuse in massa, diciamo? Sicuro. In quei tempi sicuramente l'economia di Palmanova era basata estremamente sui militari. E piano piano dopo ovviamente la cosa è cambiata sulla gente di passaggio, sui residenti, ecco. Quindi voi siete poi un punto di riferimento anche per una clientela fidelizzata che vi frequenta e quindi immagino ci sia un rapporto anche d'amicizia molto spesso con i vostri clienti. Sicuramente è la base del nostro lavoro. Si spera sempre che quando una persona esce dal nostro negozio esca anche un po' più contenta, ecco, e felice.
Senta, questa settimana Alessandro Di Giusto ha sentito il sindaco per parlare di Palmanova, proprio perché Edicola Friuli sarebbe andata in onda da qui. E ci sono tante, diciamo, cose da fare in programma, ovviamente, perché Palmanova è una città che ovviamente è patrimonio storico, è appunto patrimonio UNESCO e come tutte le città d'arte ha bisogno anche di manutenzione. Ci sono state tante crolli, insomma, i segni del tempo purtroppo ci sono. Sicuramente non è facile comunque gestire il tutto, perché i bastioni sicuramente sono una parte importante di Palmanova e necessitano anche di tanti soldi per la manutenzione. Speriamo appunto che con il discorso dell'UNESCO l'UNESCO intervenga per preservare Palmanova, ecco. Un'ultima domanda invece che riguarda proprio il commercio e le attività commerciali, perché comunque è vero, ci sono delle attività di grande distribuzione alle porte proprio della città fortezza, però il commercio, quello locale, è all'interno della città. E come sentono i segni della crisi? Ci sono attività che chiudono? Com'è insomma diciamo il mercato? Il mercato in questo momento è un po' così, però insomma con la professionalità cerchiamo, come tutti i colleghi qui a Palmanova, di dare il nostro meglio e di attirare la gente qui da noi, ecco. Allora, Filippo, invece tu da pochi anni gestisci con tuo papà questa attività, hai terminato il tuo percorso scolastico e hai deciso di gettarti in questa avventura. Com'è lavorare? Insomma, un'edicola, insomma, lo dico sempre, gli edicolanti lavorano per tante ore, domeniche, levatacce la mattina, insomma, un lavoro di fatica anche. Ma è un lavoro di fatica, di sacrificio, però porta molte soddisfazioni, soprattutto con la clientela, il rapporto di amicizia comunque che si crea. Tu quindi, insomma, diciamo che questa attività un po' l'hai ereditato, probabilmente la passione anche dai nonni, voglio dire. Sì, è comunque un fatto di portare avanti una cosa creata in passato, quindi qualcosa c'è un orgoglio nel portare avanti comunque qualcosa che dei parenti hanno comunque iniziato. Cosa ti piace di Palmanova e quali sono, se ci sono delle cose su cui dovrebbe investire per valorizzarsi di più secondo te? Ma secondo me sinceramente niente, perché è già perfetta così com'è, la piazza è stupenda, c'è il fatto che sia chiusa al traffico e che quindi i bambini sono liberi di camminare tranquilli e giocare, e già questo direi che non ha bisogno di altre aggiunte come città. Molto bella e ha dei palazzi stupendi e dove ci si gira c'è qualcosa che richiama comunque l'arte. Come si sta a Palmanova? E Vengo da Trieste e quindi Trieste è Trieste per me. Però vive qua a Palmanova. Sì. Non è tanto contenta. Oddio, mi sono ambientata, sì, però Che cosa le manca di più di Trieste? città, mi manca il mare, mi manca la gente di Trieste, mi manca la città in sé, quello. Io non vivo qua, quindi non posso. Però la frequenta. Frequento e sono contenta di vederla sempre in ordine. È una città fortezza, no? Come viene chiamata. E io credo che ci siano questi luoghi da preservare, da diffondere, da conoscere. Io sono 44 anni che sono qua, vengo dalla Sardegna. Io amo il Friuli, amo Palmanova, solo mi dispiace il clima che non è come il mio. Ma insomma qua sì, il clima non è il massimo, però ormai, cioè, dopo 40 e passa anni, voglio dire, è friulana doc. D'adozione almeno. D'adozione, perché il cuore batte sempre sardo. No, sarda di dove? Provincia di Oristano. E Palmanova però è una città anche particolare, si vive bene, le piace? Sì, no, benissimo. Io infatti non andrei più via. Cioè, io ho nostalgia della mia terra, però non lascerei neanche Palmanova. Dopo tantissimi anni non lascerei Palmanova. Quindi è sposata con un palmarino? No. Ho sposato uno della provincia di Salerno, che è un militare, un ex militare che adesso è in pensione, quindi sì, adesso stiamo bene, sistemati con i figli. Quindi immagino che suo marito da ex militare sia arrivato a Palmanova proprio perché c'erano le caserme. Sì, infatti. E poi però ci siete rimasti, quindi insomma... Sì, eccola là che arriva. Quindi sì, no, per quello siamo tutti e due rimasti qua, quindi ci piace, ecco.
sperimentato un po' dal di fuori altre realtà, diciamo che Palmanova si vive bene, almeno per noi. E ai tempi d'oro delle caserme, lei che comunque insomma ha fatto il militare. Dal 74, per cui la prima caserma è stata quella lì, che adesso sta cadendo a pezzi. Che si chiama? La Ederle, quarto genere cavalleria. Ma io, diciamo, dal primo momento mi sono sempre trovato bene, anche perché ho fatto sempre il mio dovere. Oggi purtroppo diciamo che la vita militare non è più come una volta. In un certo modo si rimpiange anche il militare di leva, non perché si volesse sfruttare, però in un certo senso forse i valori fondamentali si sentivano di più. Qua erano 3.000 militari nel 70, nell'80 erano 3.000. Una volta erano 5.000, ma poi ultimamente erano 3.000, poi 1.500 e adesso sono 300 persone. Poco, prendevano poco, però li spendevano tutti qua, no? Erano tutti qua, erano fuori ogni sera. Ha rallentato un momento lo sviluppo di Palmanova, perché vivendo con i militari gran parte della gente non si preoccupava di fare un passo fuori da quell'industria che poteva fare, no? Perciò è rimasta sempre un po' chiusa dalla presenza di un grande numero di militari così. Non c'è stato quello sviluppo perché la gente aveva paura a svilupparsi fuori da quel quieto vivere che c'era, no? Si pensa sempre che i giovani non hanno la grinta di una volta. La cosa non è pensata bene perché la grinta non serve adesso come quella che abbiamo passato noi proprio dalla povertà al benessere che abbiamo avuto. Quel periodo che abbiamo attraversato è stato interessantissimo, che difficilmente col nostro modo di pensare lo vediamo in futuro. Però i ragazzi hanno in sé un altro tipo di vedute. Hanno il computer, hanno tutte le tecnologie che adesso sono nuove, che possono portare sotto un altro profilo, ma interessi forse anche superiori ai nostri.